Buongiorno e benvenuti! Oggi è domenica 21 maggio 2023. Il sole sorge alle 5:47, tramonta alle 20:06, la luna si leva all'1:04 e cala alle 10:53. Oggi 21 maggio si celebra San Cristoforo. Il nome Cristoforo deriva dal greco e significa colui che porta Cristo. Il suo numero fortunato è il 4, il colore è il blu, la pietra lo zaffiro e il metallo è il bronzo. Avete mai sentito dire che la luna calante è la chiave per una buona raccolta di fagioli? Beh, se non avete mai piantato i fagioli prima d'ora, non preoccupatevi. Diciamo che è molto più semplice di quanto sembri, perché basta procurarsi dei semi di qualità e poi seguire le istruzioni. E se tutto va storto, tranquilli, perché il supermercato più vicino è sempre lì ad aspettarvi con i fagioli già pronti e coltivati a regola d'arte. Scopriamo chi spegne le candeline oggi. Il primo è Lino Guanciale, che compie 44 anni. Conosciuto per la sua versatilità come attore, Guanciale ha fatto incetta di successi, dalla televisione al cinema fino al teatro contemporaneo. Il cantante Marco Carta invece festeggia i suoi 38 anni. È un artista pop, ha esordito al talent show Amici di Maria De Filippi e ha conquistato il pubblico con la sua vittoria al Festival di Sanremo nel 2009 con il brano La Forza Mia. Infine, oggi compie 59 anni la giornalista Paola Saluzzi. Conosciuta al grande pubblico per le sue esperienze Rai, Mediaset e Sky, poi ha ottenuto grande successo nel 1998 con la conduzione di Uno Mattina accanto a Luca Giurato. Un giovane pilota americano decide di compiere una sfida epica, volare senza scalo da New York a Parigi. Si chiama Charles Lindbergh ed è determinato a dimostrare che l'impossibile può diventare realtà. Dopo 33 ore e mezzo di volo a una velocità media di 188 km/h, Lindbergh atterra all'aeroporto di Champs-de-Lébouger, sotto gli occhi di una folla delirante di 150.000 persone. Le massime autorità francesi gli conferiscono la Croce d'Onore, consacrando la sua impresa leggendaria. Da quel giorno in poi Lindbergh diventa noto come il pazzo volante. Se siete abituati a volare e vi state chiedendo quale sia il miglior posto su un aereo, bene, sapete che gli esperti consigliano di sedersi vicino alle ali, in quanto queste sono le parti più stabili dell'aereo e garantiscono una maggiore sicurezza. Evitate invece i posti vicino al bagno o ai motori, poiché invece sono le zone più rumorose. Siete pronti per scoprire cosa riserva il futuro? E allora non perdete i consigli dell'oroscopo di Marco Amato. Oggi la bella notizia è che Marte si sposta in Leone. Vediamo come si riconfigura la ruota. Ariete. È bellissimo vedere che oggi la domenica inizia con il vostro pianeta a guida di nuovo amico. Tornano le energie, la passione, la forza e il coraggio. Forza, ce l'avete fatta anche questa primavera. Toro. La giornata di oggi prevede l'inizio di un Marte in quadratura, ma avete ben altri talenti zodiacali da utilizzare. Giove, Mercurio, Urano e il Sole ancora dalla vostra parte. Che ne dite di riuscire a completare tutto quanto, magari rimettendo a posto, proprio con le sfide di Marte, tutto ciò che non è andato. Il Sole oggi passa in Gemelli. Gemelli, il Sole sta per entrare nei vostri gradi, corroborati di grandi e nuove energie. C'è anche la Luna a salutarlo ed ecco che si riavvia la magia della vostra sensualità innata, del vostro essere brillanti in società. Quindi, anche se di domenica, polarizzate tutta l'attenzione, siete tra i protagonisti della giornata. Cancro, bellissima questa Venere che oggi, un pochino più romantica e isolata e liberata da Marte, rimane padrona assoluta del vostro segno zodiacale. Il grande sostegno dei pianeti in Toro la faranno brillare sempre di più. Oggi è il caso di discutere con la persona che veramente vi piace in maniera romantica e di dichiarare i vostri sentimenti. Leone, giornata che inizia con la sferzata di energia di un Marte di fuoco che riaccende il vostro Sole e anche il Sole si sposta in Gemelli. Finalmente è passato il brutto quarto d'ora e adesso siete di nuovo più forti. Ci avviamo verso una stagione che vi è molto più congeniale, quindi bene su tutto, forza, avanti. Vergine, oggi il Sole termina il suo trigono
e Marte passa il Leone. Ci sarà un calo di energia sicuramente, ma ci guadagnerete molto in serenità e progettualità per il futuro. Al cambio direi che è andata bene. Bilancia, splendida la luna, ma anche il sole adesso torna alla vera e propria energia. Di nuovo su, di nuovo forti e di nuovo capaci. Dopo tutte le stanchezze, vi meritate una stagione e un periodo che vi porti grande soddisfazione. Eccolo qua. Scorpione. La giornata di oggi prevede un abbandono di alcuni elementi planetari che non è più contro. Il Sole e la Luna hanno deciso più di non molestare i vostri gradi, ma Marte diventa nemico, è un pianeta che ha molto a che fare con voi e probabilmente vi farà battere i piedi perché avete un forte bisogno di attenzione. Sagittario, stupenda l'energia che Marte vi regala. In Trigono finalmente, dopo avervi fatto sudare un bel po' dal suo ultimo passaggio in Gemelli, poi in Cancro vi ha ignorato e adesso torna a essere amico e compagno di mille avventure perché si sa che voi Sagittario amate la vita spartana. Forza, zaino a spalle e via. Capricorno, una giornata molto interessante proprio perché il Sole vi lascia sereni smettendo il suo trigono e seppure non vi sosterrà in termini pratici, vi ha lasciato sicuramente una solida certezza, quella affettiva e quella energetica. Bene, da domani è un altro giorno, tutti i progetti saranno possibili. Acquario. Che bella giornata oggi, il sole e la luna sono dalla vostra parte, finalmente anche per voi un pochino di più d'ordine e di ripresa dell'energia, eravate proprio stanchi ma siete riusciti eroicamente a vincere ancora una volta, dividendovi in 1000 persone pur di completare tutti gli impegni, adesso solo soddisfazioni, c'è anche un po' l'amore ma vabbè non ve lo dico. Pesci. La giornata di oggi fa iniziare 2 quadrature, quella del Sole e della Luna. Non sarà emozionalmente una splendida giornata, ma sicuramente potete essere forti dei risultati già finora conquistati. Non perdetevi nelle dicerie o nelle chiacchiere di qualcuno che non approva il vostro operato, probabilmente ha qualcosa da invidiarvi. Unisce culture e nazioni attraverso il linguaggio universale del calcio. Ogni volta che annuncia il paese organizzatore del campionato mondiale di calcio, l'emozione è palpabile. Sto parlando proprio della FIFA, la Federazione Internazionale del Calcio, fondata il 21 maggio del 1904 nella splendida città di Parigi. Oggi la FIFA è diventata l'organizzazione sportiva più importante al mondo, che si occupa appunto del prestigioso torneo che viene disputato ogni 4 anni dal 1930. Vi siete mai chiesti da dove deriva l'espressione "it's a piece of cake"? Bene, questa espressione inglese significa che qualcosa è facilissima da fare ed è simile all'italiano "è un gioco da ragazzi" oppure "è una passeggiata" o "facile come rubare le caramelle ad un bambino". Ma sapete da dove deriva? Bene, ci sono diverse teorie, alcuni la fanno risalire alla Royal Air Force, dove veniva utilizzata per indicare una missione facile da compiere. Altri invece la collegano alle competizioni del XIX secolo, dove le torte venivano assegnate come premi durante una danza nota proprio come la cakewalk. Chi vinceva riceveva un pezzo di torta come premio. Ecco i programmi che vi consigliamo di non perdere oggi in TV. Oggi parliamo di Carlo Emilio Gadda, uno scrittore che non ha mai avuto paura di esprimere la sua rabbia incontenibile. La sua satira tagliente e violenta non ha risparmiato nessuno, ha preso di mira il perbenismo, il moralismo e persino il fascismo. Il suo coraggio nell'esprimere opinioni forti lo ha portato a criticare anche il duce, Mussolini, che Gadda chiamava Giuda imbombettato. Ma come faceva a sfuggire alla censura? Beh, semplice, il suo linguaggio era fatto di parole inventate e un mix di lingue diverse. Gadda non ha mai avuto timore di esplorare la sua vita complicata, in particolare il difficile rapporto con la madre, che si riflette proprio nella sua opera maggiore, La cognizione del dolore. Uno scrittore fuori classe che ha sempre seguito la sua strada, senza mai cedere a compromessi.
Ci salutiamo con la frase del giorno: nessuno è più schiavo di colui che si ritiene libero senza esserlo. Vi aspettiamo domani con una nuova puntata. Un bacio e buona giornata dalla vostra Naomi.